Son morto con altri 100. Son morto che ero un bambino passato per il cammino e adesso io sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno e adesso io sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni di polvere qui nel vento. E ancora suona il cannone, e ancora no, non mi contenta il sangue, la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà. Quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà. Si poserà.
Abbiamo lasciato appena adesso la palazzina dove venivano gasati, davvero toccante, delle carceri, incarcerati con il gas e poi venivano sterminati in questa palazzina qua davanti a me. Sono morto con altri 100, sono morto che ero un bambino passato per il cammino e adesso io sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno e adesso io sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come quell'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni di polvere qui nel vento. Con il cannone e ancora no, non è contenta il sangue, la bestia umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà
E a 3 km da Auschwitz entriamo adesso nel campo di Birkenau. Qui arrivavano con i treni i deportati, arrivavano in questo campo, vedete, grandissimo, con il recinto, le garite dei tedeschi che controllavano l'ingresso. Dorime, interrimo ad appare dorime. Guardate che enormità, pazzesco. Lanciremo dorime. Ameno, o mandare imperavi ameno. Ecco il binario, dall'altra parte la libertà. Entravano in questo treno. Ecco lo snodo ferroviario di Birkenau. Questi erano i forni qui a Birkenau, a 3 km da Auschwitz. Sono stati fatti saltare dai tedeschi prima che scappassero.